Eccolo qua, oi, Coccobella, è arrivato, ehi, ecco qua. Che? Pareva strano. Vi devo raccontare come è nato l'uomo. Addirittura? La storia del pezzetta. Un pezzetto. Un bello giorno, l'uomo da terna Sì. si vuole fare un giro all'esterno. Ma senza gente in mezzo alla via, fu preso dalla malinconia. Allora disse, non saccio come, ma ci pensate che all'uomo. A così presero pochi letame, ci sputai in coppa, e nascette Adamo. O Pataterno, la sua creatura, la vuole fare con molta cura, ma faticando se ne accorgette che si picchiava il bello pezzetto. Dio manette 3 ore a guardarla, ma non sapeva dove sistemarla. Chiamai Adamo e con fare strano, pigliai un pezzullo e ci rette in mano, dicendo, Adamo, fornuti un basta. Ma che stupidezza che mi è rimasta? Vedi tu stesso a dove piazza perché a pensare mi sono rotto a capo. Come gioretta Adamo guardai e che stu cosa ne a dove sono piazzato? Verette buona addosseva la ponta, o taia e su mettette in fronte. Ma che stu cosa? Fastidio alla reva perché per neno non ci vedeva. Allora disse, non sa che faccio? Piglia e mi mette sotto lo braccio. Ma quando è dopo muoiono all'ascella, arriva un bici, stiamo a patella, e alla ricerca di una rientranza se la fannetta sotto la panza. È giusto. Per vivo cosa tenevo pertusa, Adamo spesso si trovava in fuso. E Saturno che si più beveva, più dalla dinda certo acqua scorreva. Allora corso dalla lente suprema e un po' scazzato e spletto problema. Un po' da tenere ricetta così. Da complimenti, ho inventato un pipì. Dopo 3 giorni Adamo piagneva, che troppo solo ai mesi sentiva. Allora tornato Pataterno e la ricetta che a dinta è un inferno. Io non sono uno che sempre se lagna, però Pataterno. Ma volesse la compagna, mi sono scocciato e sta sempre sola. E se non mi accontenta ti vanno a fare friggere. E il Pataterno, pensando a Madonna, fece il progetto di fare la donna. E mentre Adamo dormeva di bella, gli tolse subito una gustatella. E invece di fare la brace arrostita, a quella carne gli diede la vita. La carne era buona, e bella pareva, tutti d'accordo a chiamarla Eva. Ma quando Adamo sceva con Eva, che lo pezzullo cresceva. Adamo stava preoccupato di lei e cominciava a grippare il suo cervello. Dice, mi fa che stesse malato, e questa cosa sta sempre indorzata. A dove da terno corretto e depressa, e quale ricetta? Ma si fesse. Io ne piagnevo perché lo piazza non teneva, e chi l'affare era troppo invidiosa, e che pure essa trovava questa cosa. E disse all'uomo, Adamo mio, perché non vedi parlare con Dio? Perché a me pure sto piazza mettesse, a dove a me ci ha creato il vuoto. Adamo, mosso da compassione, facette subito la buona azione. E allegramente, in presa diretta, donava ad Eva quel suo pezzetto. E fu così che da quella funzione nacque la prima popolazione. Più Adamo stava insieme con Eva, e più la gente cresceva. Sì, che gli giorno al nostro Signore. Non lo veniva la voglia a scifare, ma c'era il mondo maggiore all'orezza. Senza miseria, senza monnezza, senza le guerre né delinquenti, perché in Coppa Moon non c'era la gente. Ma da quel giorno crescettero le razze. E tutto questo per colpa del pezzetto che io vi ho detto prima. Scocca, vi saluta e se ne va!